Bene, buonasera, da parte di Giulio Arnolieri siete collegati con il Paratori di Sarzana. Stiamo per assistere all'incontro di hockey su pista fra i padroni casi del Sarzana e il Valdagno, valevole per la 12ª e penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie 1 e incontri quindi molto importanti in chiave qualificazioni Coppa Italia. E ringrazio per la regia e il coordinamento tecnico Gaetano De Benedetto e tra poco potremo assistere come di consueto alle interviste dei due allenatori seguite dalle formazioni delle squadre. Dovremo partire con l'allenatore del Valdagno, il signor Mascarenhas. L'allenatore del Valdagno Mascarenhas, una partita molto importante in chiave Coppa Italia, siamo praticamente quasi alla fine del girone di andata, come la vedete, diciamo così? Sì, sicuramente sarà una partita molto difficile per noi, anche aspetto che per il Sarzana. Guarda un posto per la Coppa Italia e noi abbiamo la fiducia e la voglia di fare 3 punti qua che saranno difficili, lavoroso e vamos a vedere qual è la squadra che vince questa partita. E fino a questo momento soddisfatto del rendimento della squadra o si poteva fare di più? Sì, credo che abbiamo iniziato questi anni un nuovo lavoro, una nuova squadra e la squadra credo che sta crescendo da partita a partita e veniamo da qualcuno risultato positivo. All'inizio abbiamo sbagliato uno o l'altro gioco, ma sì, sono contento e vediamo dove questa squadra può arrivare al fine della stagione, che quello sì importa. Non importa tanto, ora importa per la Coppa Italia, ma quello che importa di più è al fine della stagione. Bene, possiamo quindi vedere le formazioni delle squadre, quindi l'allenatore del Valdagno, l'abbiamo detto, è il signor Federico Mascarenhas e la formazione veneta si presenta con i portieri, con il numero 21 Gomez Vieira e con il numero 1 Giovanni Bovo. I giocatori di movimento sono il numero 7 Leonardo Di Qui Giovanni, il numero 8 Seixas Dos Santos, il numero 9 Giulio Piccoli, il numero 10 Tiago Sanchez, il numero 4 Marco Tomba, il numero 17 Francesco Crocco, il numero 75 Luca Sonorio e il numero 6 Nicolò Crocco. Possiamo passare all'intervista a Sergio Festa, dopodiché la formazione del Sarzana. Sergio Festa, vigilia di Sarzana Valdagno, partita decisiva per la Coppa Italia. Sì, buonasera a tutti. Io non guardo la Coppa Italia, ho già spiegato che questa partita per me mi serve per fare un salto di maturità, mi serve per fare un passettino in avanti nell'amalgama della squadra e soprattutto mettersi alla prova con una squadra piena di talenti. Ecco, la vittoria di Grosseto comunque ha avuto una notevole importanza, anche perché il Grosseto era in ottima forma, quindi diciamo che il Sarzana affronta questa partita nel modo giusto psicologicamente. Sì, come avevo chiesto ai ragazzi e detto in precedenza, secondo me Grosseto era uno snodo cruciale del campionato, sia per il discorso Coppa Italia, ma proprio per una questione di rimanere attaccati a una classifica che ci vede insomma lottare un po' in un limbo tra metà andare sopra, rimanere giù, quindi avevo chiesto di lottare guardando su e quello che vogliamo continuare a guardare su, vogliamo attaccarci al trenino delle più grandi. Stiamo lavorando bene, abbiamo voglia, siamo fiduciosi, chiaramente la vittoria di Grosseto è stata fondamentale, però bisogna dargli un seguito, quindi proveremo a fare questo. Bene, e siamo quindi alla formazione che vedremo in sovraimpressione del Sarzana. I portieri sono il numero 10 Simone Corona e il numero 1 Alessandro Grossi, giocatori di movimento con il numero 11 Davide Borsi, il numero 5 Ezechiel Manrique, numero 7 Tabarelli, Lucas Tabarelli, numero 17 Xavi Rubio, numero 24 Lorenzo Angeletti, numero 27 Jan Masmunne, numero 77 Alessio Lavagetti, numero 88 Francesco De Rinaldis e quindi abbiamo detto allenatore Sergio Festa. Gli arbitri della partita sono il signore Chelsea di Novara e Pigato di Montecchio,
coadiuvati al tavolo dei cronometristi dal signor Capparelli di Viareggio. Il Valdagno è già in pista, quindi fra qualche minuto daremo il via. Per quanto riguarda le due formazioni, la formazione veneta occupa la sesta posizione con 22 punti, grazie a 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, con 53 reti fatte e 38 subite. Qui intanto vediamo in sovrimpressione la classifica, e per quanto riguarda i marcatori del Valdagno, nettamente miglior realizzatore Onorio con ben 23 reti, e quindi ai vertici anche della classifica generale della 1 dei marcatori, poi seguito da Leonardo Di Qui Giovanni con 9 reti, con 7 reti Sexas, con 5 Barbosa e con 4 Giulio Piccoli. Nell'ultima partita il Valdagno ha vinto il derby veneto col Breganze per 6-2, mentre concluderà il girone di andata nel posticipo del 14 gennaio addirittura contro il Trissino, ospitandolo al Palalido. Per quanto riguarda il Sarzana, che non è ancora entrato in pista, è un scalino al di sotto del Valdagno, ha infatti la settima posizione con 17 punti, 5 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, 37 reti fatte, 34 subite. Miglior realizzatori Tabarelli con 10 reti, poi Rubio con 8, Munné 7 e con 4 Borzi, De Rinaldis e Manrique. Il Sarzana, come avete sentito dall'intervista, sta entrando in questo momento in pista la squadra ligure, è reduce dalla vittoria per 3-2 a Grosseto, mentre riprenderà dopo la pausa di fine anno con l'ultima giornata del girone di andata il 6 gennaio a Novara. Per quanto riguarda anche le sfide della scorsa stagione, doppia vittoria del Valdagno che si impose per 6-1 qui al Palatori, e invece per 7-4 al ritorno al Paladino. Intanto vedete una bella coreografia dei tifosi, sia quelli della tribuna oltre il 50°, la scritta, sia quella della curva degli incessanti, che con un striscione che copre praticamente tutta la curva. Siamo intanto qui sotto la nostra postazione, lo vedete, alla scelta della pallina fra i capitani Di Qui Giovanni per il Valdagno e Borzi per il Sarzana. È decisamente una bella cornice anche in chiave natalizia, se vogliamo, mentre sono presenti una decina di tifosi di Valdagno. Ci dicevano prima della partita doveva essere più numerosa la rappresentanza di Valdagno, ma l'influenza ha colpito duro anche in Veneto e quindi molti hanno dovuto rinunciare a questa trasferta ligure. Ecco le squadre che si stanno portando a centropista per i rituali saluti. Tanto lo speaker del Palatori procede alla lettura delle formazioni e fra poco si potrà iniziare, dare il via a questa penultima giornata molto molto importante del girone di andata, che servirà insieme a quella del dopo le feste, cioè la 13ª, per definire il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia. Al momento quindi con una partita, 2 da giocare praticamente, gli abbinamenti sarebbero Trissino Grosseto, Bassano Sarzana, Centro Giovani Valdagno e Lodi Monza, che hanno già giocato l'anticipo di ieri sera vinto dal Lodi a Monza, quindi hanno una partita in più e comunque si affronterebbero anche nel quarto di finale. Ricordo che i quarti di finale si giocheranno in gara unica sulla pista della squadra meglio piazzata, e dopodiché ci sarà la Final Four insieme alle finali di tutte le altre coppe di tutte le varie serie dalla 1 alla B e femminile, in sede unica, che verrà poi chiaramente ufficializzata più avanti. Siamo alla lettura della formazione dei padroni di casa, che vedete con una suggestiva maglia bianca con croce rossa, un po' che richiama il simbolo della città di Genova. Valdagno invece è in una tenuta amaranto abbastanza inedita, perché i colori del Valdagno sono storicamente i bianco-azzurri. Valdagno che ha una grande tradizione nell'hockey, anche se poi i titoli li ha vinti nel terzo millennio, dando vita a finali molto combattute e interessanti
anche con le formazioni versilesi, Centro Giovani prima e Forte dei Marmi poi, però è una società fra le più antiche d'Italia. Per molti anni è stata abbinata proprio alla società della società Marzotto, storica società proprio che aveva propria sede a Valdagno. Poi è cambiato tutto, la Marzotto esiste sempre, è diventata una grandissima società multinazionale, e Valdagno ha avuto vari altri sponsor. È un po' la sponsorizzazione storica. L'altra nel Veneto era stata quella della Laver da macchine agricole e poi anche moto con il Breganze, ma si sa che ormai le identificazioni sono molto molto più leggere rispetto che una volta. Comunque resta il fatto che Valdagno è una società storica molto antica che ha dato all'occhio grandi campioni, fra l'altro, in passato. Stiamo facendo un po' di melina, chi vi parla, per arrivare al momento dell'inizio della gara. Intanto vediamo che il Valdagno ha fra i pali il numero 21 Vieira, ci sono poi il numero 7 Leonardo Di Qui Giovanni, il numero 6 Niccolò Crocco, poi dovrebbe esserci il numero 8 Seixas e il quinto giocatore è il numero 10 Sanchez. Quindi per il momento è fuori il capocannoniere Onorio. Per quanto riguarda il Sarzana, Corona fra i pali, abbiamo poi Borzi, Rubio, Munné e De Rinaldis nei ruoli di movimento. Tutto è pronto, dovremmo iniziare fra pochissimo, non appena Simone Corona si posizionerà fra i pali del Sarzana. Eccoci. Valdagno già pronto alla battuta con il capitano Leonardo Di Qui Giovanni, come piccoli due giocatori di scuola trissinesi. Partiti. Manovra il Sarzana, Rubio ha difficoltà a uscire dalla propria metà pista, lo fa con un lungo passaggio per Munné, ha recuperato la sfera però il numero 10 Sanchez, pallina che rimbalza vicino alla porta di Corona, ancora Sanchez riprende la sfera, poi Crocco, uno dei due Crocco, Niccolò Crocco, l'altro al momento è in panchina, il numero 17 Francesco. Conclusione sul fondo, viene recuperato da Rubio, subito in pressing il Valdagno, però stavolta il Sarzana è più rapido a superare la metà pista. Borzi chiama in azione ancora Rubio, sfera in avanti per De Rinaldis, in lotta Crocco con Munné, ancora Munné chiama in azione Rubio, poi la sfera va in avanti, la recupera De Rinaldis, Rubio, Munné, De Rinaldis, ancora Sarzana, Borzi, De Rinaldis dietro la porta per Munné che mantiene possesso di sfera, si libera, si fa vedere, conclusione, bella parata di Vieira, bella azione di Munné che si è liberato bene per il tiro, ma ha trovato Vieira attento. Tanto attenzione a un tiro che sembrava senza pretese ma colpisce l'esterno della rete di Corona, ancora Valdagno, conclusione smorzata di Sanchez, poi avanti ancora, riparte il Valdagno, Seixas,
ancora Seixas, c'è un tiro con una deviazione in area che fa superare la traversa la pallina, poi ancora Valdagno, conclusione sul fondo di Seixas, poi ci riprova Di Qui Giovanni e poi Rubio riporta avanti la sfera per il Sarzana. Borzi in pressing su di lui, Seixas, Sanchez, Crocco, i due italiani in possesso di sfera. Crocco che va alla conclusione, para Corona, poi prova di forza fra Munné e il numero 8 Seixas che commette fallo, rimessa dal Sarzana. Borzi resiste a una carica di Sanchez, Rubio ancora, si gira bene Borzi, deve allargarsi, prova poi il tiro ribattuto dalla difesa. Sanchez, anche qui la difesa del Sarzana fa buona guardia, poi spuca fra i difensori Di Qui Giovanni, il cui tiro però non sorprendere più di tanto la difesa ligure. Ancora Rubio, Borzi fa girare di prima la pallina De Rinaldis, cerca di saltare Di Qui Giovanni, di nuovo palla indietro per Borzi, tiro deviato da Crocco, recuperato da Di Qui Giovanni. Gioco fermo, il portiere Vieira ha qualche problema con la protezione per il corpo sistemata, ora si rimette i guantoni e dovremmo riprendere a giocare con la pallina che è in possesso del Valdagno. Sanchez cerca di far filtrare la pallina per Di Qui Giovanni, fa buona guardia Rubio, gioco fermo, c'è il signor Eccelsi che recupera una pallina che era rimasta bloccata vicino alla rete dal riscaldamento e quindi si riparte con il Sarzana. Borzi Rubio, sfera in avanti per De Rinaldis, Borzi non lo molla Di Qui Giovanni, Munné mette palla al centro e Borzi insacca. Vantaggio Sarzana grazie alla conclusione di Borzi sul perfetto assist di Munné, gol che arriva al quarto e 55. Eccolo qua, Munné mette al centro, bravissimo Borzi a farsi trovare libero, un po' disattenta in questo frangente la difesa del Valdagno. Sarzana in vantaggio. Munné superato da Sanchez, ma poi conquista la sfera, si riporta in avanti il Sarzana, niente di fatto. Ancora il Valdagno, questa volta la conclusione è di Seixas. È entrato intanto nelle file del Valdagno il numero 4 Tomba, Marco Tomba. La prima sostituzione del Valdagno. Riparte Munné per il Sarzana, serve Rubio, prova il passaggio al centro per De Rinaldis, intercettato dalla difesa. Seixas fa tutto da solo, supera metà pista, tiro parato. Borzi, l'autore del gol, riporta in avanti la sfera.
Rubio, De Rinaldis, gran movimento ovviamente per il Sarzana. Rubio, Borsi, Rubio ancora, poi alla meglio la difesa del Valdagno. Di qui Giovanni prova la conclusione, para Corona, rimessa a 2. Ingaggio vinto dal Sarzana con Munné che va alla conclusione e centra un grandissimo gol. Gran gol di Munné, azione personale, niente da fare per Vieira. Gol al 6:40, tiro di grande precisione. Vedete, fra quelli che vanno a festeggiare Munné c'è anche il nuovo, eccolo qua, rivediamo, conclusione, si allarga e poi tiro imprendibile alle spalle di Vieira. Dicevo, è entrato, attenzione, pallina deviata da Corona e allontanata dalla difesa. Tabarelli, che è il nuovo entrato di cui non riusciva a dire il nome, conclusione parata. Poi un po' troppo lungo il passaggio per Onorio, che è entrato in pista, finisce a terra Onorio, ma c'è la rimessa in favore del Valdagno, perché Corona, ah no, una palla a 2, quindi non c'è, no, è rimessa per il Valdagno, quindi Corona aveva toccato la pallina con la stecca fuori dalla propria area. Valdagno che ovviamente colpito dall'1-2 del Sarzana cerca di riportarsi sotto. Seixas e Sanchez che sono ispiratori della manovra del Valdagno partendo da dietro. Tanto è già uscito Tomba, che è rimasto per poco tempo in pista. Onorio all'ingaggio con Rubio. È entrato anche Marriche nel Sarzana a rilevare Munné. Conclusione di qui Giovanni, che vorrebbe una deviazione del Sarzana che il signor Eccelsi non concede, e quindi la rimessa, visto che la pallina era uscita, è a favore della squadra di casa. C'era un po' di malintesi su un presunto time out che al momento non è stato chiesto, e riparte il Sarzana con Rubio. Tabarelli, Borsi, Rubio, buon servizio per Borsi, ancora Rubio, lancia Manrique che non riesce a andare al tiro, però recupera la sfera. Borsi, gioco fermo, e c'è un intervento arbitrale del signor Pigato con l'ammonizione per il numero 5 Manrique. Prima ammonizione della partita per il numero 5 del Sarzana, Manrique. Un solo fallo di squadra, scusate, fino a questo momento.
commesso dal Valdagno. Rimette la squadra ospite in avanti. Onorio non supera la guardia di Rubio, poi palla avanti, si allarga Tabarelli, mantiene possesso in lotta con e c'è un rigore, un fallo commesso su Tabarelli dal numero 17 Francesco Crocco. Eccolo qua, rivediamo l'azione, finisce a terra. Fra l'altro c'è anche un raddoppio di marcatura con il secondo giocatore che dovrebbe essere Sanchez. L'incaricato del rigore è Borzi. Vediamo Borzi contro Vieira. Borzi che ha già segnato il gol di apertura di questa partita. Alta la sfera e rimessa quindi in favore del Valdagno. Il risultato resta sul 2-0. Cerca di liberarsi e adesso il rigore c'è dall'altra parte per una stecca alzata della difesa del Sarzano. La mimica del signore Chelsea è abbastanza eloquente, dice io non ci posso far nulla, la stecca è alta e quindi è rigore. Continua ad esserci un po' di confusione con time out che prima vengono chiesti poi no. Comunque questo è l'intervento che abbiamo visto fischiato dal signor Chelsea. Time out, quindi a 16 minuti e 7 secondi dalla fine del primo tempo. Eccolo qua, si vede in effetti un po' altina è la stecca. Dicevo, si riprenderà a 16 minuti e 7 secondi dalla conclusione con il tiro di rigore del Valdagno, per il Valdagno, subito dopo quello del Sarzano. Intanto vediamo i risultati. Come vedete anche voi in sovraimpressione, a parte i due finali infrasettimanali, Bassano che si era trovato sotto in vantaggio per 5-2 a Giovinazzo, Polonica e Fortename ancora 0-0, mentre il Novara in vantaggio sulla pista del Breganze. Castiglione, Centro Giovani Castiglione inizia alle 21, mentre Trissino Grosseto come consuetudine si gioca domani alle 18. L'incaricato è Onorio, caricato del rigore. Possibilità per il Valdagno di dimezzare il distacco rispetto al Sarzana. Parata di Corona, quindi decisivo Corona per mantenere la propria porta inviolata. Borzi finta l'appoggio di potenza e poi lo prova di precisione, ma Manrique viene anticipato dalla difesa del Valdagno. Crocco, Francesco Crocco, il numero 17. Palla avanti Sanchez, ma Corona e la difesa fanno buona guardia. Riparte il Sarzana, finisce a terra Manrique. C'è un fallo, è il secondo fallo di squadra del Valdagno. Per la cronaca il time out su cui si è discusso parecchio era stato chiesto dal Valdagno. Ripreso il gioco, Rubio, la pallina ha un rimbalzo che non favorisce Tabarelli e riparte quindi il Valdagno. Sanchez va alla conclusione, cerca la deviazione in area Onorio e Chelsea assegna la rimessa al Sarzano. Onorio non è contento. Rubio in lotta con l'altro numero 17
buon passaggio in area, ma Vieira vede tutto, entra in uscita anticipando l'attaccante ligure. Poi ancora il Valdagno decisamente più intraprendente negli ultimi minuti. La conclusione finisce alta, ma c'è una deviazione della difesa del Sarzana. No, c'è una palla a 2. Rubio e Onorio sulla sfera. Recupera il Valdagno, Onorio dietro la porta, prova a far tutto da solo, poi la pallina finisce a metà pista per Sanchez, il cui tiro viene parato. Ancora Sanchez, che abbiamo già visto essere dotato di un ottimo tiro. In lotta ora Manrique e Piccoli, alla meglio Manrique, riparte il Sarzana. Tabarelli, ottimo rientro difensivo di Rubio su Niccolò Crocco, no, sull'altro Francesco Crocco. Poi riparte il Valdagno, Francesco Crocco, Sanchez, attenzione, riprende, seconda battuta, molto bravo Sanchez, che poteva anche tirare, ha invece servito alla perfezione in area il numero 17 Francesco Crocco, che accorcia quindi le distanze all'11° Partita molto vivace come segnature ma anche come gioco. Tabarelli, Borzi, Manrique, Borzi, Tabarelli cerca il servizio in area, ma non c'è nessuno se non i difensori del Valdagno. Attenzione, un'altra pallina ancora una volta di Sanchez, questa volta è Piccoli servito e il pareggio è cosa fatta. Quindi all'11°38, quindi in meno di un minuto il Valdagno ha annullato, eccolo qua, lo rivediamo, bella la rete di Piccoli, ma molto bravo, come in occasione del primo gol, il ruolo di assist man di Sanchez. Quadrata adesso la panchina del Sarzana, un 1-2 decisamente pesante da assorbire, ma sappiamo insomma che nell'hockey non è che c'è tanto un'inquadratura per la curva degli incessanti. Dicevo, nell'hockey non è che c'è da farsi troppe preoccupazioni, specialmente quando c'è ancora da giocare un tempo e mezzo, non siamo neanche a metà della prima frazione. Però è chiaro che questo 1-2 insomma un po' male al Sarzana l'ha fatto, e soprattutto ha caricato la squadra di Mascarenhas. Manrique, la pallina su la deviazione si impenna, la calcia via Vieira, riparte ancora il Sarzana, Munneri è entrato, sbilanciato. Intanto c'è un intervento falloso e fallo a favore del Valdagno, mentre i giocatori del Sarzana non sono contenti. C'era stata anche una mano, eccolo qua, finisce a terra il giocatore veneto, volevano il cartellino blu i suoi compagni di squadra. Gli arbitri invece hanno assegnato un fallo di squadra.
Francesco Crocco, ancora Valdagno in possesso di pallina, palla avanti di Seixas ma non arriva a Onorio. Manrique, Munné, De Rinaldis, Rubio, ancora Munné cerca di farsi luce, Manrique serve in avanti Munné, ancora Sarzana in possesso di palla, Manrique cerca di farsi luce, riesce a tirare ma Vieira para e c'è un fallo di squadra fischiato a favore del Sarzana, quindi buono il palleggio di Munné, il tiro però viene parato da Vieira. Si riprende con una palla a 2 sulla sfera De Rinaldis e Onorio che va a rilevare Francesco Crocco. Superata da pochi secondi la metà del primo tempo. Recupera il Valdagno. Onorio, conclusione dalla propria metà pista addirittura, niente pericoli per Corona, attento, poi Munné, un fallo commesso dal Sarzana, quindi siamo 3-3 con i falli di squadra che dopo quasi 10 minuti con un solo fallo ora sono già diventati 6. Significa questo che chiaramente le squadre stanno forzando di più. In lotta Munné e Tomba, alla meglio lo spagnolo del Sarzana, ancora Munné, poi sfera avanti per De Rinaldis, riesce a liberarsi De Rinaldis, passaggio e poi troppo indietro per il tiro di Manrique. Manrique però al tiro ci arriva adesso, poi recupera ancora il Sarzana, riperde la pallina, attenzione alle ripartenze del Valdagno. Piccoli, Tomba, indietro ancora per Piccoli, tiro che finisce fuori, recuperato da Rubio che riesce a gestire la pallina nonostante l'entrata in pressing di Tomba. Rubio, sfera avanti, troppo lunga per Rubio, allunga Vieira, ancora Sarzana comunque. Rubio riceve sulla metà pista da De Rinaldis, poi tentativo di schiacciata in area che però non sorprende Vieira, riparte il Valdagno. Piccoli, Seixas, Onorio, ancora Onorio, in slalom, si allarga, non può tirare, ancora possesso di palla, gioco fermo, rimessa per il Sarzana. De Rinaldis a Rubio, ancora Rubio, De Rinaldis, Munné, Munné si allarga, poi mette avanti per Rubio, attenzione, una pallina non controllata bene, però riparte Manrique, conclusione al volo di Munné, bravissimo Vieira a tuffarsi sulla sua destra. Dalla parte opposta gran conclusione di Tomba che con il guantone Corona mette fuori dal rettangolo di gioco. Eccolo qua, Tomba con
Seixas davanti. Sanchez finisce a terra in area e viene ammonito dall'arbitro che giudica la sua una simulazione. Secondo me non c'era simulazione, nel senso è caduto, non mi sembrava avesse esagerato, però chiaramente gli arbitri sono meglio piazzati e c'è il cartellino giallo per Sanchez e il quinto fallo di squadra commesso dal Valdagno. Eccolo qua, non c'era fallo perché Borzi mi pare, cioè è stato il giocatore del Valdagno a urtare Borzi, però non mi sembrava ci fosse simulazione, forse poteva lasciar correre. Sanchez sta parlando con Eccelsi. Borzi, Rubio, Munnè, Rubio ancora, gira dietro la porta, conclusione di De Rinaldis, niente di fatto. Attenzione dalla parte opposta, c'è un grande Corona a fermare la conclusione di Crocco in contropiede. Ripartenza ancora, una dietro l'altra, finisce sbilanciato il giocatore del Valdagno, Seixas. È recuperata la pallina al Sarzana. Munnè, Rubio ha di fronte Sanchez. Munnè, gioco fermo, fallo di squadra commesso dal Sarzana, quarto fallo dei liguri. Munnè deve uscire perché ha perso una ginocchiera, entra Tabarelli al suo posto. Si deve rimettere in gioco con questa punizione battuta da Seixas per Sanchez. Ancora i due che hanno un'ottima intesa come elementi del reparto prevalentemente arretrato del Valdagno. C'è uno scontro sulla metà pista fra Sanchez e Tabarelli, il gioco continua. Ancora Valdagno prova la conclusione, Niccolò Crocco, niente di fatto. Recupera il Sarzano, un po' lunga la palla per Borzi che comunque la mantiene in proprio possesso. Poi avanti per De Rinaldis che viene anticipato da Seixas. Di fronte c'è Tabarelli. Ancora Valdagno prova ad accentrarsi Sanchez, poi pallina per Niccolò Crocco, niente di fatto. Rubio, ancora Sarzana, gioco fermo, palla al Valdagno ma deve essere rettificata la posizione. Sanchez per Niccolò Crocco, prova a mettere la palla in aria, riparte Sarzana, Borzi, ancora Borzi con le spalle alla porta e colpisce il palo. Sarebbe stato un gol capolavoro di Borzi che aveva recuperato la pallina e l'aveva gestita e poi con le spalle alla porta ha colpito il palo. Clamorosa occasione per il Sarzana. Dalla parte opposta palo immediato di Tomba, si va in parallelo come con i due rigori, anche i due pali sono venuti uno dietro l'altro. Rubio, Borzi, partita che certamente non è avara di emozioni. Tabarelli, Rubio, ancora Sarzana, Borzi, tiro da lontano
La pallina viene recuperata dalla difesa veneta con Tomba che poi serve in avanti Sanchez. Il passaggio indietro viene recuperato da De Rinaldis, subito doppia marcatura su di lui, cambia per Rubio dalla parte opposta, si accentra Rubio, la conclusione parata da Vieira, ancora Sarzana, De Rinaldis avanti per Rubio tramite Borzi, poi la conclusione di Tabarelli, colpisce l'esterno della rete, la rimessa è in favore del Valdagno dopo il time out chiesto dal Sarzana. È il secondo time out chiesto da Festa, il secondo e ultimo del primo tempo. Quindi mancano, come vedete in sovraimpressione, 5 minuti e 12 alla fine del primo tempo, 2-2 il risultato, 5 falli di squadra. Questa intanto è la grande parata di Corona sul tiro di Tomba, eccolo qua, il guantone, e questo è il palo con spalla alla porta di Borzi, dalla parte opposta il palo di Tomba. L'azione in slalom di Rubio e adesso gli aggiornamenti. Allunga il Bassano 6-2, ancora 0-0 Follonica e Forte dei Marmi, non c'è aggiornamenti ancora da Viareggio, mentre il Novara è in vantaggio per 1-0 a Breganze come nel precedente aggiornamento. 5 minuti del primo tempo ancora da giocare. Rimetterà in gioco il Valdagno, in particolare vedete il numero 10 Sanchez che serve Seixas. Ancora i due dialogano sulla metà pista, poi si inserisce Crocco, ma si inserisce meglio di tutti Tabarelli, palla avanti per il Sarzana, Borzi ostacolato da Di Qui Giovanni. Comunque bella squadra questo Valdagno con i giovani locali di cui Giovanni piccoli, non dico un nome giusto neanche per sbaglio, e i due Crocco che sanno farsi valere in mezzo a elementi decisamente più esperti come i vari stranieri. C'è uno scontro di Sanchez con Rubio, la pallina è già avanti, Borzi poi in lotta alla meglio la difesa del Valdagno che prova a ripartire con Di Qui Giovanni, Crocco, Di Qui Giovanni, il segmento italiano del Valdagno manovra, arriva Seixas, fermato bene da Munné, riparte il Sarzana, Tabarelli, Rubio, Manrique, no scusate, Munné, non c'è neanche Manrique. Ancora Rubio in possesso di palla, cerca un compagno, poi c'è il fallo e è il quinto del Sarzana, quindi in parità anche nei falli di squadra. Sanchez, è rientrato Onorio, conclusione senza pretese, parata da Corona, poi ancora Valdagno, Seixas, Sanchez e poi fa buona guardia in difesa Tabarelli, Rubio, Munné attaccato subito da Sanchez che finisce per averla meglio sulla metà pista. Ultimi 3 minuti del primo tempo, vedete. Attenzione Onorio arriva a tu per tu con Corona che para, ancora Valdagno, poi recupera bravo Tabarelli, Munné sulla metà pista, cerca di far arrivare la pallina a Tabarelli ma riparte il Valdagno, conclusione sbilenca di Sanchez, però Onorio è lì e recupera la sfera, in lotta con Munné
si aiuta un po' troppo con il pattino e l'arbitro assegna la rimessa al Zarzana. 2 minuti e mezzo nel primo tempo. Rubio riceve da Borzi, serve sulla metà pista per Tabarelli, recupera il Valdagno, gioco fermo, deve essere rimessa ancora in gioco la pallina. Valdagno che riparte, Sanchez si gira in area, di qui Giovanni, poi la pallina finisce a Onorio, no, non era Onorio, Onorio è qua, quindi era Seixas, la cui conclusione però non ha effetto. Ora la rimessa a 2 fra Onorio e Rubio, la pallina schizza verso Corona, poi recuperata dal Zarzana. 2 minuti ancora nel primo tempo. Vieira allontana la palla e smanaccia dalla parte opposta Corona. Scambio fra i due portieri. Attenzione alla conclusione di Onorio, deviata. Resta in possesso del Zarzana. Deve essere rimessa in gioco dal Zarzana. De Rinaldis per Borzi. Borzi supera la metà pista con il passaggio per De Rinaldis. Riparte però il Valdagno. Sanchez cerca di farsi luce per il tiro, si allarga, ancora Sanchez dietro la porta, prova a intervenire Corona, niente di fatto, ancora Valdagno, conclusione di Seix sparata, però riparte ancora il Valdagno. Fuori il tiro di Seixas, ancora Valdagno, vediamo se finalmente il Zarzana riesce a ripartire. Ci sarebbe una pallina al centro per Tabarelli, la pallina è alta, Tabarelli è poco coordinato, niente di fatto, e poi la rimessa è per il Valdagno. Attenzione perché i veneti sono già lì, ma c'è anche Corona che para, poi c'è uno scontro di gioco, finisce a terra Onorio ma si è già rialzato. De Rinaldis, Rubio, Tabarelli si gira, la palla colpisce l'esterno della rete, rimessa a 2 a 46 secondi dalla conclusione. Gioco fermo. Sulla palla ci sono Sanchez e De Rinaldi, sarà meglio l'ospite. Sanchez ancora, gira dietro la porta, riporta in avanti, di qui Giovanni, Onorio, Sanchez chiama Seixas che arriva dalle retrovie, è costretto ad allargarsi, quindi non può tirare, però ancora possesso di palla per il Valdagno, anche se adesso è il Zarzana che la riconquista con Borzi, tutt'altro che facile uscire dalla propria metà pista, e infatti Borzi è stato pressato e parte in contropiede il Valdagno che va in vantaggio grazie al numero 10 Sanchez. Pasticcio a metà pista del Zarzana, se ne va Sanchez che batte, eccolo qua, lo vediamo, che batte incolpevole Corona. Gol al 24esimo e 58 secondi, quindi ci sarà a malapena il tempo di battere al centro e il Zarzana presumibilmente andrà a riposo in svantaggio. Infatti così è, dopo aver chiuso, cioè dopo essersi portato addirittura sul 2-0 dopo 5 minuti grazie a Borzi e Munné, c'è stato il pareggio firmato da Francesco Crocco e Piccoli nel giro di un minuto e poi quasi allo scadere il vantaggio di Sanchez per il 3-2 sul quale si chiude la prima frazione.
ci risentiamo per il secondo tempo.
Dimmi te, eh? Siete di nuovo collegati con il Palatori di Sarzana, stiamo per assistere al secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra Sarzana e Valdagno, valevole per la 12ª e penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie 1 di hockey su pista. Il risultato, che non vedete per il momento in sovraimpressione, è 3-2 a favore del Valdagno, dopo che nel primo tempo la squadra di casa si era portata sul 2-0, poi è stata raggiunta nel giro di un minuto, meno di un minuto a metà della frazione, e poi beffata, si può dire, alla fine del tempo, complice un errore in fase di impostazione che ha dato via libera al contropiede del Valdagno, e Sanchez ha finalizzato battendo Corona. Quindi l'inerzia della partita ora è dalla parte della formazione veneta. Vediamo quelli che sono i quintetti. Per quanto riguarda il Valdagno, fra i pali c'è Vieira, poi con il numero 8 Seixas, il numero 7 Di Giovanni, il numero 17 Francesco Crocco e il quinto giocatore è Sanchez. Per quanto riguarda il Sarzana, Corona fra i pali, Rubio, Munné, Borzi per il momento ha sempre la parte superiore della tuta, quindi vediamo se resterà in pista oppure andrà in panchina. No, Borzi si toglie la parte superiore della tuta, quindi sarà nel quintetto di partenza di questo secondo tempo. È arrivato Munné, quindi Munné, Borzi, Rubio, e De Rinaldis, sì, e ovviamente Corona fra i pali. Vediamo se l'intervallo ha portato Festa ad operare quegli accorgimenti che possano consentire al Sarzana di riequilibrare la sfida. Intanto c'è subito una conclusione di Munné, parata da Vieira, la rimessa è comunque, no, è alta la pallina, quindi non l'ha toccata Vieira, era alta la conclusione di Munné. Crocco, Seixas, Di Giovanni, cerca di chiudere il triangolo Seixas, poi la sfera arriva a Crocco, Niccolò Crocco, no, Francesco Crocco, la rimessa dovrebbe essere per il Sarzana. Sì, infatti, De Rinaldis per Rubio, parte il Sarzana, Munné, Rubio, Borzi, ancora Rubio, attenzione perché è antigioco, e poi il Valdagno è temibilissimo quando va in pressing, abbiamo visto precedentemente proprio in occasione del gol del 3-2. C'era stato sì un errore del Sarzana, ma sono stati rapidissimi e molto bravi i giocatori ospiti a approfittarne. Adesso riparte ancora il Sarzana, Borzi, Munné, Borzi, ancora Munné, Rubio, De Rinaldis, Munné ancora, gira dietro la porta, chiama in azione Rubio, dalla metà pista Rubio, la palla è alta e quindi verrà rimessa dal Valdagno. Francesco Crocco e Seixas, riceve l'italiano,
Sanchez prova la conclusione, Corona attento, prima para e poi allontana. Avanti ancora il Sarzana, Munné, no, non Rubio ma Borzi, poi riparte, attenzione dalla parte opposta il Valdagno, di cui Giovanni niente, però ancora Valdagno, Sanchez, Seixas, conclusione deviata, non ce la fa a ripartire il Sarzana, ancora Valdagno in possesso di sfera. Scivola a metà pista Sanchez, però stavolta non riesce a partire il Sarzana perché, come era successo prima, ruoli invertiti sul 3-2. Rubio attaccato, perde palla ad opera di Crocco, ancora avanti di qui Giovanni, poi Rubio, cambia gioco per Munné, perde palla, ha iniziato molto bene il Valdagno questo secondo tempo, Sarzana ha difficoltà a proporsi con continuità in avanti. Sanchez, Seixas, Sanchez prova il tiro, c'era parecchia gente davanti a Corona ma il portiere è riuscito ugualmente ad allontanare. Munné, ancora Munné sul fondo per De Rinaldis, poi Rubio, non c'è nessuno da servire vicino alla porta per il tiro, Munné prova ad andarsene in dribbling un po' faticoso, poi alla meglio la difesa del Valdagno, arriva anche De Rinaldi, si impedisce la ripartenza ma Valdagno è ancora in possesso di palla. Sanchez, Seixas, ancora Sanchez, suoi 2 assist le 2 reti del pareggio del Valdagno nel primo tempo. Attenzione, si gira di qui Giovanni, fa buona guardia la difesa, riparte il Sarzana, la pallina arriva ma Munné non riesce a schiacciarla, dalla parte opposta un rimbalzo strano sulla balaustra, tradisce Corona che voleva rilanciare i suoi e così la sfera viene messa in possesso del Valdagno. Causa di violazione dei 10 secondi. Rimessa dico Giovanni, no Crocco scusate, Sanchez in velocità dalla difesa, su di lui Munné, poi ancora Valdagno, conclusione di Seixas, niente di fatto, ma ancora Valdagno, di qui Giovanni, ancora Corona, para, ma come vedete De Rinaldis non può mettere palla avanti perché Sanchez è subito su di lui. Asfissiante il pressing del Valdagno che nel primo tempo non l'aveva mai messo in atto con continuità e con questa precisione. Attenzione, c'è una palla che rimbalza strana, poi recuperata da Rubio. Munné supera la metà pista, Rubio, ancora Rubio riceve, attenzione a Di qui Giovanni, De Rinaldis, Francesco Crocco lo disturba da sopra la porta, riesce a servire De Rinaldis Borzi, il cui tiro però viene deviato. La rimessa è però del Valdagno, quindi probabilmente è semplicemente finito alto il tiro di Borzi. Onorio, Sanchez, ancora Onorio, 23 reti per lui in questo campionato in 12 partite, media decisamente notevole. Sanchez,
cercano di far venire la palla a Onorio, niente di fatto. Rubio in area, è Seixas che anticipa di un soffio Munné, riparte il Valdagno, conclusione ribattuta di qui Giovanni. De Rinaldis, Borzi, su di lui Onorio, Munné, Rubio detta i tempi come un direttore d'orchestra in questo frangente, però è molto difficile ai suoi compagni farsi vedere in avanti, o meglio, per vedere si fanno vedere, ma arrivare a un tiro pulito è molto difficile. Munné, scivola Borzi, ancora possesso Sarzana che sta riconquistando piano piano terreno. Attenzione, riparte Seixas, il tiro rimpalla, finisce addosso a De Rinaldis, colpito al volto, esce De Rinaldis, entra Tabarelli. Non dovrebbe comunque essere nulla di grave per il numero 88 del Sarzana. Posizione offensiva, vedete, del Valdagno. Seixas sulla sfera, vicino a lui Sanchez. Palla in area per la deviazione di Onorio, ma la sfera viene stabilita a 2 perché ha parato Corona. L'ingaggio viene vinto da Munné. Rubio, palla avanti per Tabarelli, chiama in azione Borzi, niente di fatto, controlla la difesa del Valdagno. Seixas, Sanchez, bravo Munné a intercettare, però è costretto ad arretrare dal pressing di Sanchez. Poi palla avanti, recuperata da Seixas, fermato benissimo da Rubio, grande intervento difensivo del numero 17 del Sarzana. Tabarelli, Rubio, ancora Sarzana in possesso, però riparte il Valdagno. Sanchez, Onorio fermato benissimo da Munné in recupero. Borzi senza un attimo di tregua, la pallina va in avanti ancora per Onorio, ha di fronte Munné, costretto ad allargarsi Onorio, non può tirare, c'è però poi il tiro adesso di Seixas e il Valdagno va in doppio vantaggio. Gol che viene all'8° e un secondo. Eccolo qua, lo rivediamo, è il numero 8 Seixas che fa centro all'8° minuto e un secondo. Ancora più in salita la partita del Sarzana, tira Munné, la conclusione viene deviata e finisce sull'esterno della rete, quindi ci sarà l'ingaggio a 2. Munné e Onorio, alla meglio quest'ultimo. Riparte il Valdagno che a questo punto vediamo se continuerà a pressare in questa maniera con il doppio vantaggio oppure proverà a gestire, cosa tutt'altro che facile nell'hockey di oggi, con l'antigioco e poi in una pista non particolarmente grande come questa di Sarzana. Tanto c'è una conclusione con grande parata di Corona sul tiro di Onorio quasi a colpo sicuro. Onorio ancora dietro la porta, recupera Rubio che riporta in avanti la sfera per i suoi. Tabarelli, Manri che è appena entrato non riesce a recuperare la palla perché quest'ultima viene recuperata da Sanchez. Piccoli è rientrato adesso, palla sul fondo, Tabarelli
al centro per Manrique, Vieira allontana, recupera Rubio, prova a ripartire, c'era una possibilità di 2 contro 1 ma la pallina ha avuto uno strano rimbalzo e Tabarelli non l'ha controllata. Ancora Valdagno che nonostante il doppio vantaggio continua a gestire prevalentemente il gioco. Bella azione di Sanchez, Corona fa buona guardia ma ancora Valdagno. Conclusione del Valdagno, la pallina è alta, c'è il time out chiesto dal Sarzana, deve cercare di riordinare le idee la formazione ligure, entra Angeletti e rientra De Rinaldis. Questo è il gol del 4-2 del Valdagno. Torna in pista, 14 minuti e 57 da giocare questo secondo tempo. Tempo non manca, però in questi primi 10 minuti di ripresa il Valdagno ha fatto vedere veramente delle ottime cose a livello di gioco. Angeletti messo in pista da Festa per cercare di scompaginare un po' il settore offensivo del Sarzana, o meglio di scompaginare quello difensivo del Valdagno. Ecco l'Angeletti che tocca la prima pallina, sbagliato il passaggio, Onorio solo, Corona si supera e salva la propria porta. Non concedono nulla i giocatori del Valdagno, al minimo errore sono pronti ad approfittarne, come in questo caso con Onorio che si è presentato solo ma sul quale Corona ha fatto una grande parata. E poi però arriva la quinta rete del Valdagno messa a segno da Sanchez. Eccolo qua. No, veramente il gol è di Piccoli, il numero 9 Piccoli. Il gol che è venuto al 10:58. Sarzana prova a ripartire, chiaramente dal punto di vista psicologico la partita ha avuto una decisa sterzata a favore degli ospiti. Rubio recupera palla, può anche trattenuto da Crocco, però Sarzana è ancora in possesso della sfera. Rubio attaccato da Francesco Crocco, deve essere ancora rimesso in gioco la pallina, lo fa il Sarzana. Conclusione di Manrique, niente di fatto, ancora il Valdagno con Piccoli, Onorio,
precedentemente non era Piccoli che è in possesso della palla ora, ma Francesco Crocco. Ancora avanti il Valdagno, 3 italiani su 4 giocatori di movimento: Tomba, Francesco Crocco e Piccoli. Time out chiesto dal Valdagno, praticamente a metà del secondo tempo, manca 12 minuti e 29 da giocare. Questa è la rete di Piccoli, la rete del 5-2. Diamo un'occhiata ai risultati: 1-1 Forte Marmi a Follonica, 3-0 il Novara sta vincendo a Breganze, 2-2 a Viareggio fra Cigici e Castiglione. Ultimo quarto della partita da giocare, una partita che al momento sembra decisamente sulle stecche del Valdagno, non tanto, anche chiaramente per i 3 gol di vantaggio, ma soprattutto per la dimostrazione di forza che la formazione veneta è riuscita a fare in questa prima metà del secondo tempo, dopo che la prima frazione invece era stata molto più equilibrata, e se fosse finita in parità non sarebbe stato uno scandalo. Angeletti attaccato da Piccoli, poi palla per Munné, si scontra con uno dei fratelli Crocco, per la precisione Francesco. Ancora Valdagno, bella azione di Piccoli sulla quale si stende Corona e impedisce la conclusione, o meglio costringe il giocatore veneto a tirare fuori. Seixas, Piccoli, Tomba, Manrique prova a superare la metà pista, va sul fondo, cerca l'alza e schiaccia, si oppone il portiere e anche Francesco Crocco. Riparte il Valdagno. Sarzana recupera in difesa, prova a partire dalla parte opposta con Munné. Manrique, vedete come sono ognuno marcato da un avversario, giocatori del Sarzana, quindi non hanno assolutamente facilità. Doppia conclusione di De Rinaldis e doppia risposta di Vieira. Non era poi ancora Vieira in tuffo, allontana la pallina prima che Munné possa colpirla. Manrique prova a riandarsene dalla parte opposta, riesce a tirare ugualmente con la spalla. Vieira salva la propria porta. Non ha neanche fortuna il Sarzana in questo frangente. Manrique ha fatto veramente un bel tiro, non si era vista la pallina partire. Vieira con un ottimo riflesso con la spalla ha allontanato la sfera. Seixas, Tomba scatta in avanti, non aggancia e riparte il Sarzana. Munné superava la metà pista, Manrique, ancora Munné, De Rinaldis non ce la fa a girarsi per la marcatura di Tomba, poi arriva il tiro di Lavagetti parato,
ancora la Vagetti, attaccato da Seixas, poi una conclusione del numero 27 Munné, deviata da Manrique però fuori dello specchio della porta, e il Valdagno sta facendo passare tempo e riesce anche a segnare in questa azione con il numero 4 Tomba. Vediamo se riusciamo a rivederla. Eccolo qua, Tomba sì, riceve la pallina appostato sul palo e è il più veloce di tutti a battere Corona, che stava presidiando l'altro palo. 16:06 e la vittoria del Valdagno sta assumendo, meglio, l'attivo del Valdagno sta assumendo proporzioni abbastanza sensibili. In questo caso la difesa del Sarzana si è fatta trovare un po' impreparata, ma del resto quando si perde con 3 reti di scarto che si provi ad andare più avanti è anche normale. Poi, come vedete, il pressing del Valdagno impedisce anche ai liguri di uscire dalla propria metà pista in tempo utile per evitare l'antigioco. Tomba ancora, attaccato da Manrique, di cui Giovanni ha ricevuto da Sanchez. Di cui Giovanni ha qualche difficoltà nel controllo, però poi riesce a tirare fuori, recupera Munné. C'è un fallo su di lui, è il 7° fallo del Valdagno. Munné, Manrique, Rubio, Munné, niente di fatto anche in questa occasione. La difesa del Valdagno ha avuto buon gioco. Poi Munné, Manrique, la palla deviata è molto alta e poi la rimessa è in favore del Valdagno. Sanchez e Seixas, Tabarelli di fronte a loro. Manrique prova l'azione personale, è stato l'unico che nel secondo tempo ha creato un po' di scompiglio con le sue partenze da dietro. Tabarelli cerca di tirare, contrastato da Seixas. Dalla parte opposta Sanchez chiaramente non spinge più di tanto il Valdagno. Una volta che ha il possesso della palla tira a giocare al limite dei 45 secondi. Stavolta però il Sardana ha recuperato la palla. Manrique allontanata la sfera, Tabarelli, ancora nulla di fatto, riparte Sanchez. Attenzione al passaggio per Seixas, rinviene bene la difesa del Sarzana. Rubio, poi Tabarelli, Munné, attaccato da Di Qui Giovanni. Rubio avanti per Tabarelli, riesce a saltare con la pallina Seixas, ma non riesce a riprendere la pallina. Azione personale di Leonardo Di Qui Giovanni, capitano del Valdagno. Poi recupera Sarzana, Munné anticipato da Sanchez, non riesce a svilupparsi in contropiede. Vediamo adesso Tabarelli, riparte,
c'è Munné dall'altra parte, non riceve per intervento di Qui Giovanni. Sanchez, ancora Sanchez, va sul fondo, gira dietro la porta. Encomiabili gli incessanti che, nonostante il risultato negativo per la propria squadra, continuano a incitare Borzi e i suoi. Sanchez ha affrontato da Munné, non riesce a passare, però poi la pallina finisce a Di Qui Giovanni, palla in area, deviazione di Sanchez, niente di fatto. Poi dalla parte opposta il Crocco, ma scaduto il tempo, c'è il time out, si dovrebbe riprendere, è il secondo time out del Valdagno, si dovrebbe riprendere con la rimessa a favore del Sarzana. Altri cambi nel Sarzana, entra Lavagetti, poi gli altri giocatori di movimento sono Borzi, Rubio e Munné. Un'inquadratura per il presidente Maurizio Corona sulle tribune. E questo è Paolo De Rinaldis, il padre di Francesco, allenatore attualmente della formazione di Serie A2 dell'Eboli. Sta per riprendere il gioco. Mancano 4 minuti e 39 secondi e bisogna veramente fare un grande elogio alla gestione di palla e di tempo in questo secondo tempo del Valdagno, che ha disputato veramente una frazione di altissimo livello, sia a livello di intensità sia a livello di precisione. Borzi recupera palla sulla metà pista. Rubio, ancora Borzi, Rubio, sfera avanti, recuperata da Sanchez. Seixas, coppia veramente molto forte questa di Valdagno, e soprattutto un encomio anche alla pattuglia italiana, i vari Di Qui Giovanni, Piccoli e i due fratelli Crocco, che hanno fatto veramente il loro dovere, e Tomba naturalmente, che hanno fatto il loro dovere fino in fondo. Conclusione di Qui Giovanni, niente di fatto. Dalla parte opposta Borzi spedisce la pallina in porta, ma Vieira para, non era molto forte il tiro. Da quest'altra parte ancora il Sarzana recupera, Lavagetti riesce a far procedere Munné, poi Rubio non riesce a tirare, riesce a girare dietro la porta ma non a tirare. Poi vedete che la pallina è già stata recuperata dalla squadra ospite. Di Qui Giovanni, e c'è la rete, assist di Qui Giovanni e finalizzazione di Seixas per il 7-2. Al 22esimo e 14 secondi. Niente da fare per il Sarzana in questo secondo tempo, un parziale di 4-0 che la dice lunga. Intanto
la deviazione di Lavagetti trova pronto Vieira, poi sulla metà pista di cui Giovanni recupera ancora Niccolò Crocco, Sanchez, anticipa gli attaccanti Rubio, Borzi, controllo non preciso, ne approfitta Seixas, anche stavolta anche Niccolò Crocco non ha un controllo preciso e riparte il Sarzana. Munné, Rubio, Munné ancora, conclusione su cui si butta Crocco per evitare che la pallina arrivi al proprio compagno fra i pali, ci riesce, e il Valdagno ancora 1 minuto e mezzo dalla fine gestisce la sfera. Munné, niente di fatto, di qui Giovanni, Lavagetti lo ferma impedendogli il tiro. Valdagno ancora in possesso di palla, ultimo minuto. Secondo tempo dominato dalla formazione veneta. Credo che al di là di quelle che possano essere stati gli errori del Sarzana, sia molto di più il merito del Valdagno in questa differenza di punteggio che è venuta fuori nel secondo tempo. Il primo tempo si era chiuso sul 3-2 con fra l'altro il gol del vantaggio del Valdagno proprio allo scadere. Nel secondo tempo la squadra di Mascarenhas ha fatto veramente la differenza a livello sia di intensità, come avevo già detto, precisione sotto porta, di soluzioni offensive, ma del resto il Valdagno era accreditato al di sotto praticamente delle 4 grandi, e finisce quest'estate la partita, ovvero sia Tristino, Bassano, Lodi e Centro Giovani. Questo Valdagno ha dimostrato di poter essere in grado di inserirsi anche nella zona testa di serie, diciamo così, se parliamo in prospettiva Coppa Italia, ma parlo della prospettiva playoff. Quindi il Valdagno chiude imponendosi per 7-2 sulla pista del Sarzana, una vittoria meritata, un Sarzana che ha giocato alla pari nel primo tempo, ma nel secondo è stato superato da una formazione che certamente ha notevoli ambizioni di classifica. Grazie, buona serata e con l'occasione buone feste a tutti coloro i quali seguono le nostre telecronache.